L'incertezza normativa che mette in difficoltà sindaci e cittadini, un'emergenza democratica, così il presidente Fedriga al Festival delle Regioni e delle Province Autonome. Sul PNRR dice le regioni sono state escluse. Fuga di camici bianchi ed infermieri, l'emergenza non è solo nei pronto soccorso, così il presidente dell'Ordine di Udine Tiberio. Grave la situazione dei medici di base, dice, ora la punta dell'iceberg che ci frenerà addosso tra 5 anni. Se n'era iniziato a parlare negli anni '80, oggi la nuova sede d'ostetricia e ginecologia all'ospedale di Udine è stata inaugurata al padiglione 7, investimento da 7,6 milioni di euro. A causa del gioco d'azzardo, raccontano, hanno perso tutto, non solo i soldi ma anche i loro affetti. C'è chi ce l'ha fatta ad uscire dal tunnel grazie all'associazione Giocatori Anonimi che da oggi ha una sede a Udine. Nuovi incroci, Watford Udinese all'orizzonte in tema mercato. Il brasiliano Martins, che pareva destinato a Udine, sarà girato a Londra. Cammino inverso si prospetta invece per il canadese Coe. A tutti voi buonasera, ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli che apriamo parlando del Festival delle Regioni e delle Province Autonome. La prima edizione si è aperta questa mattina a Milano. Nella sua relazione introduttiva il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga ha indicato una nuova emergenza democratica. L'incertezza delle norme, ha detto, che crea quotidianamente numerose difficoltà a cittadini ed amministratori. Ma si è parlato anche di autonomia, di PNRR, sbagliato escludere le regioni dalla sua scrittura, ha detto il presidente Fedriga, ma anche di sanità, della tenuta del sistema sanitario nazionale con la carenza di personale che pesa soprattutto nell'area dell'emergenza. Esclusione delle regioni nella scrittura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, carenza del personale sanitario, incertezza normativa che mette in difficoltà amministratori e cittadini. Sono alcuni dei temi che il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, ha affrontato questa mattina a Milano nella sua relazione di apertura del primo Festival delle Regioni e delle Province Autonome. Un intervento molto apprezzato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che prendendo la parola dopo il governatore del Friuli Venezia Giulia ha detto di condividere molta parte di quanto ascoltato. A partire da alcune considerazioni sulla tutela dell'ambiente, Fedriga ha parlato dell'incertezza normativa come di un'emergenza democratica, citando a titolo d'esempio il caso di una dirigente della regione con 3 avvisi di garanzia, non perché abbia rubato, ha precisato Fedriga, ma perché si è interfacciata con 3 enti che hanno detto 3 cose diverse. Vi sembra normale che in un paese un'istituzione, un cittadino non sappia con chiarezza come si possa agire e comportare per rispettare la legalità? Per quello dico che è un'emergenza democratica, l'incertezza normativa. È inaccettabile che un sindaco, non parlo soltanto dei presidenti di regione, abbia l'incertezza come agire nella legalità. Poi ha sottolineato la necessità di garantire la tenuta del sistema sanitario, evidenziando in particolare la carenza del personale che pesa soprattutto nell'area dell'emergenza con la fuga di medici ed infermieri. Sicuramente un'emergenza di carattere nazionale per la carenza di professionisti, per la capacità di risposta sanitaria che il Paese deve dare da qui ai prossimi anni. Rivedere un modello per cercare di garantire il meglio possibile quel diritto fondamentale alla salute dei cittadini che vede nel nostro Paese la sfida del futuro e i sistemi regionali vogliono essere protagonisti su questo. Quindi il PNRR, che può essere grande volano di crescita, ha detto Fedriga, ma che può acuire la differenza tra territori, anche all'interno delle regioni, anziché contribuire a superarle. E con chiarezza dobbiamo dire che il PNRR è stato scritto senza le regioni. Il PNRR ha escluso, soprattutto in una fase iniziale, le regioni da un protagonismo che non rivendichiamo per una mania di presenza, ma rivendichiamo perché pensiamo che soltanto attraverso una collaborazione tra tutte le istituzioni del Paese si possa portare a compimento questo difficile piano. Infine sicuramente un altro tema importante è quella legata all'autonomia per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario e il rafforzamento dell'autonomia per le regioni a statuto speciale attraverso nuove norme attuative dei rispettivi statuti che possono valorizzarle e dare migliori risposte ai cittadini che vivono in quelle stesse regioni.
Oggi più che mai il governo locale ha bisogno di un livello di governo di riferimento che crei assieme agli enti locali un sistema territoriale integrato. Su questo le regioni speciali sono un passo avanti alle altre, poiché già oggi possono disporre di strumenti che consentono di creare questo sistema territoriale integrato sia dal punto di vista ordinamentale sia da quello finanziario. Lo ha affermato Elena D'Orlando, presidente della Commissione paritetica Stato-Regione Friuli-Venezia Giulia e direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Udine, che ha partecipato al Festival delle Regioni di Milano. Anche le regioni ordinarie, ha specificato D'Orlando, possono ambire ad avere un ruolo analogo, soprattutto qualora decidessero di sfruttare le potenzialità dischiuse dall'autonomia differenziata. Questa è una sfida particolarmente importante per tutte le regioni, soprattutto nel momento in cui ci troviamo di fronte alla necessità di dare attuazione efficace e tempestiva al PNRR. Da questo punto di vista, conclude Elena D'Orlando, le logiche di rete, specie quelle che si creano a livello di sistema territoriale regionale, sono fondamentali. Tra le questioni poste sul tavolo dal Presidente Fedriga anche la necessità di garantire la tenuta del sistema sanitario a livello nazionale. C'è un problema nella nostra regione che riguarda l'area delle emergenze con la fuga di medici ed infermieri, ma, dice il Presidente dell'Ordine dei Medici di Udine, Timperio, i problemi riguardano tutti i reparti, tutti i settori della sanità e si dice particolarmente preoccupato per una situazione grave, dice, sul fronte dei medici di medicina generale. Oggi dice vediamo solo la punta di un iceberg che ci franerà addosso nell'arco di 5 anni. Un grido di dolore si sta levando da tutto il comparto sanitario regionale che chiede soluzione in tempi rapidi. Lo afferma il presidente dell'Ordine dei Medici di Udine, Gianluigi Tiberio, per il quale i problemi della sanità friulana non riguardano solamente le emergenze. Non si riescono a coprire tutti i turni di guardia medica, dice Tiberio, e negli stessi ospedali manca personale in tutti i reparti, non solo a pronto soccorso. Tanti medici e infermieri sono in fuga a causa dei ritmi incessanti e di una burocrazia sempre più soffocante. E poi c'è la questione della retribuzione. Molti scappano da qui, continua Tiberio, attirati da altre regioni o dall'estero dove gli stipendi sono più alti. Per quanto riguarda la copertura dei turni con medici a gettone, il presidente dell'ordine parla di scelta di ripiego. Il rischio, dice, è di reclutare personale che porta un livellamento al basso anche della qualità del servizio. Proprio in questi giorni i NAS hanno riscontrato 165 irregolarità in tutta Italia, riguardanti soprattutto personale medico e infermieristico fornito da società esterne. E poi c'è la questione dei medici di medicina generale e dei pediatri. È mancata la programmazione, spiega Tiberio, e ora non si riescono a coprire le zone carenti, nemmeno con la deroga al massimale di assistiti. Ma si tratta, continua, della punta di un iceberg che ci franerà addosso nei prossimi 5-10 anni. Basti pensare che per il 2030 ci sono 470 pensionamenti in vista, più della metà dei medici di medicina generale oggi in servizio. Si è cercato di sopperire, conclude Tiberio, con più posti in specializzazione, ma pochi giovani la scelgono. La borsa di studio è di 900 euro al mese, la metà rispetto a quella offerta per le altre specializzazioni, che offrono anche più prospettive di carriera. Ci sono anche le buone notizie come il taglio del nastro di questo pomeriggio, una struttura attesa da una trentina d'anni, i primi progetti risalgono agli anni '80, stiamo parlando della nuova sede di ostetricia e ginecologia all'ospedale di Udine, la nuova sede è stata inaugurata al padiglione 7, un investimento da 7,6 milioni di euro. Attesa dagli anni '80, quando era stato tracciato il progetto di un padiglione dedicato al percorso salute mamma-bambino, è stata inaugurata questo pomeriggio la nuova sede della struttura operativa complessa ostetrice e ginecologia al padiglione 7 dell'ospedale di Udine. I lavori, iniziati nel marzo 2019, si sono conclusi 3 anni dopo. Ci sono delle sale nuove, sale parto nuove, molto più dignitose rispetto a quelle che in questo momento venivano utilizzate al padiglione 6 e sicuramente anche le degenze sono un po' più moderne. Torniamo ad unirci alla neonatologia e alla pediatria in un'unica realtà che è una realtà all'avanguardia per struttura, per attrezzatura e per professionalità. È nato un nuovo dipartimento che si chiama Mamma Bambino grazie al nuovo atto aziendale e questo unirà tutte le ostetricie, le ginecologie e le pediatrie a SUFC.
qui finalmente è perfezionato, cioè il rapporto tra gli ospedali grandi e gli ospedali piccoli, che è l'hub e spoke. È uno dei pilastri di quella riforma che fortunatamente abbiamo approvato soltanto qualche mese prima della pandemia. La SOC ostetricia ginecologia conta 20 medici specialisti, 35 in formazione, 47 ostetriche, 29 infermiere, 21 persone a supporto. Ostetricia dispone di 28 posti letto per le degenze e il blocco travaglio per il parto. Ginecologia di 28 posti letto per le degenze e un'area ambulatoriale. Nel 2021 sono stati 1.465 i parti totali, 354 dei quali con taglio cesareo programmato. Sono stati eseguiti 387 interventi di chirurgia maggiore, 748 di chirurgia minore. Sul fronte dell'attività ambulatoriale, ostetricia eroga circa 16.000 prestazioni all'anno, ginecologia 14.500. Peculato e abuso in atti d'ufficio. Queste le accuse mosse dalla Procura di Pordenone all'ex presidente di ATAP, Mauro Vagaggini, per il quale è stato chiesto il rinvio a giudizio. L'accusa è di aver distratto oltre 100.000 euro per fini privati alle società ATAP e ST. L'ex amministratore ribatte: ho agito correttamente, se ci sarà il processo mi difenderò. Potrebbe finire sui banchi del Tribunale di Pordenone Mauro Vagaggini, ex presidente di ATAP, l'azienda di trasporto pubblico locale della destra Tagliamento che ha guidato per 17 anni fino al 2017. Per lui la Procura di Pordenone ha chiesto al GUP di disporre il rinvio a giudizio. In una nota, il procuratore capo Raffaele Tito ha fatto sapere che l'allora amministratore è accusato di plurime condotte di peculato e di abuso in atti d'ufficio, in qualità di presidente del CDA e amministratore delegato sia di ATAP che della società STI, Servizi Trasporto Interregionale. Vagaggini, dopo alcuni esposti presentati dagli attuali vertici di ATAP, era stato al centro di una perquisizione domiciliare nel luglio del 2020. Ora è accusato di aver distratto denaro per fini personali, per servizi di ristorazione, spese inerenti soggiorni in alberghi, acquisto di beni e servizi, per l'uso del telepass aziendale, nonché per l'utilizzo di personale dipendente a fini privati, una cifra che supera i 100.000 euro. Secondo la Procura, le somme distratte ammontano a circa 27.000 euro per quanto riguarda ATAP e ad altri 77.000 euro per STI. Vagaggini, che è pronto ad affidare la propria difesa all'avvocato Giovanni Borgna di Trieste, commenta gli sviluppi con poche parole. Se ci sarà il processo, dice, mi difenderò, in fondo era uno sviluppo atteso, anche se da 2 anni non avevo più avuto notizie dalla magistratura, conclude. L'ex presidente di ATAP, a cui è stato posto sotto sequestro preventivo un attico a Cordenons, resta convinto di aver agito sempre correttamente e di poter documentare tutte le spese sostenute con tanto di autorizzazione del Consiglio di amministrazione. Si punta all'esame del DNA che sarà disposto dalla Procura per tentare di stabilire se il cadavere ritrovato ieri pomeriggio da alcuni cacciatori in Sardegna, in Olgiastra, è quello di Alessandro Zaniboni, l'ingegnere di 55 anni di grado scomparso proprio in quella zona il 23 luglio del 2021. La scomparsa dell'uomo, che si era trasferito per lavoro in Sardegna, è risultata subito un giallo. Le ricerche dell'ingegnere sono proseguite per settimane. L'esame del DNA potrebbe risolvere il mistero. E ancora caccia alla banda che venerdì sera, dopo un furto a Pordenone, è stata protagonista di un inseguimento in auto in centro città. Gli uomini della questura stanno cercando le 4 persone fuggite dopo aver arrestato uno dei malviventi. Una banda composta di criminali preparati e forse specializzati che avevano pianificato con cura l'azione. E questo è il quadro che si sta delineando agli agenti della squadra mobile della questura di Pordenone, che stanno indagando per individuare le 4 persone fuggite a piedi dopo che l'auto sulla quale stavano tentando di sfuggire a un rocambolesco inseguimento della polizia si è scontrata con altri veicoli in centro città. L'individuazione non sarà semplice, visto che per comunicare usavano radioline e non cellulari e indossavano i guanti, il che non ha fatto rinvenire impronte all'interno dell'auto abbandonata. La targa della Giulietta Nera era peraltro clonata. L'auto è stata intercettata dalla polizia proprio mentre si stava allontanando da via San Donà di Piave venerdì sera, dove la banda aveva compiuto un furto di oggetti preziosi in un appartamento, sembra dopo aver sventrato una cassaforte. Subito dopo l'allarme era sopraggiunta la squadra volante che ha notato l'auto ed è scattato l'inseguimento, finito con lo scontro con le vetture in sosta. 4 persone sono fuggite, un cittadino albanese di 25 anni, è stato bloccato dagli agenti e arrestato. Oggi la convalida. Il giovane dovrà rispondere anche di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, reato configuratosi durante le fasi concitate dell'arresto.
Un macigno è precipitato questa mattina in mezzo ad una strada di Reante, località in comune di Torreano. Il grosso masso, caduto a causa delle ultime piogge, si è staccato da un costone roccioso nella notte, forse poco prima dell'alba. Alle 6:30 è stato lanciato l'allarme dai carabinieri, che ha portato sul posto una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cividale. Attorno alle 7:30 la strada era nuovamente percorribile dopo essere stata liberata e messa in sicurezza dai vigili del fuoco. Per sensibilizzare la popolazione, in particolare quella anziana, e contrastare le truffe, Prefettura e Comune di Pordenone hanno sottoscritto un protocollo d'intesa che prevede un'attività informativa, ma anche un supporto psicologico per chi è vittima dei raggiri. Sempre più spesso gli anziani, ma non solo, finiscono nel mirino dei truffatori, raggirati proprio dove dovrebbero sentirsi più al sicuro, tra le mura domestiche. Ma le truffe assumono anche i contorni informatici, colpendo al PC o sul telefonino. Per questo Prefettura e Comune di Pordenone hanno firmato un protocollo d'intesa che prevede campagne informative, punti d'ascolto e spettacoli teatrali per sensibilizzare le fasce più deboli, grazie a finanziamenti ministeriali. Noi abbiamo il dovere di individuare iniziative e progetti di prevenzione che mirano a far innalzare le difese nella popolazione. Iniziative come questa del Comune di Pordenone, che è concertata in sede di Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, sempre per sensibilizzare la popolazione su queste nuove forme di aggressione che noi miriamo a contrastare. Le forze dell'ordine, presenti all'incontro, continuano nell'attività di controllo del territorio. Dobbiamo fare grande attenzione, essere un po' diffidenti nei confronti di chi si avvicina per chiedere anche le cose più strane e più assurde. Il Comune, anche attraverso la polizia locale, è in prima linea. Ci agganceremo ovviamente a iniziative già esistenti, per esempio allo sportello della Guardia di Finanza in congedo che dà supporto ai cittadini e alle attività già operative della polizia locale e della polizia di Stato, e anche il supporto psicologico, perché una persona anziana che è vittima di una truffa poi cade in uno stato depressivo e di angoscia che noi dobbiamo assolutamente eliminare. Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, è stata celebrata questa mattina nella caserma del Comando Provinciale di Udine. 675 interventi al mese, nonostante la pianta organica presenti delle lacune. Questi i dati che sono emersi nel corso della mattinata. È arrivata anche una buona notizia: dalla Regione arriveranno 200.000 euro per i distaccamenti volontari di Lignano e Grado. 8.100 interventi con un lieve incremento rispetto al 2021, aumento esponenziale per i soccorsi in occasione di incendi, più 30%, e per allagamenti con il più 20% rispetto ai 12 mesi precedenti. Sono questi i dati salienti dell'attività operativa dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Udine. Da una parte il fuoco con gli incendi boschivi e dall'altra l'acqua con i ripetuti eventi alluvionali che hanno tenuto impegnati i pompieri friulani. Dati che sono stati illustrati dal comandante Giorgio Basile, che ha evidenziato come ci sia stato l'arrivo di mezzi nuovi, ma rimane il problema del personale. Quante unità mancano? Adesso circa una cinquantina di operativi. Ecco, il ruolo dei volontari? Beh, il ruolo dei volontari in genere, ma soprattutto in realtà di Udine, è fondamentale. Quindi riusciamo a integrare l'attività dei Vigili del Fuoco permanenti con l'attività dei Vigili del Fuoco volontari, in modo tale da riuscire a coprire tutto l'ambito della provincia di Udine. E a proposito di volontari, dalla Regione sono in arrivo risorse. È un impegno necessario per presidi assolutamente utili per il nostro territorio. Si tratta dei presidi di Grado e di Lignano, che ottengono nel triennio 210.000 euro ciascuno per le sedi e le attività che vengono svolte su questi territori. E non sono mancati riferimenti alle calamità naturali, ultima quella di Ischia, con il Presidente del Consiglio regionale che ha sottolineato l'importanza della prevenzione. Interveniamo sempre nell'emergenza, bisogna intervenire nella fase di prevenzione, cioè non ci sono più scuse. Alcuni luoghi che sono in qualche modo impraticabili, che nel tempo sono stati violentati da parte dell'uomo attraverso la costruzione di edifici dove non devono essere costruiti, bisogna che in qualche modo si intervenga per mettere in sicurezza le vite umane prima di tutto e per non dover piangerle dopo. E prima degli interventi istituzionali, il Vescovo di Udine, Andrea Bruno Mazzoccato, ha celebrato la Santa Messa.
Raccontano di aver perso tutto, non solo i soldi ma anche gli affetti più cari. Sono i giocatori d'azzardo, alcuni sono riusciti a venirne fuori, hanno visto la luce al termine di un tunnel, qualcuno l'ha fatto grazie all'associazione Giocatori Anonimi che da questa sera ha una sede anche a Udine. Abbiamo raccolto alcune storie. È nato pochi minuti fa il gruppo Giocatori Anonimi di Udine. Il punto di incontro si trova in via della Resistenza nel quartiere di San Domenico, un luogo dove da oggi chi è uscito o sta uscendo dal gioco d'azzardo si ritroverà per condividere le sofferenze di vite messe a repentaglio dal vizio del gioco. Casinò, slot machine nei locali, gratta e vinci, donne e uomini che hanno messo a rischio i propri equilibri familiari, hanno rischiato di perdere la casa e i risparmi di una vita. Ecco una delle tante storie. Come è successo a me, che prima di entrare in Giocatori Anonimi ho provato per anni a smettere da sola, perché comunque non volevo giocare io. E ci ho provato ogni giorno, dicevo oggi è l'ultimo giorno, domani non gioco più. E non solo continuavo a giocare, anche peggioravo, perché questa è anche una malattia progressiva che va aumentando. Quindi il fatto che io mi promettevo delle cose e non le mantenevo, mi ha fatto proprio dar giù tanto, perché ho perso la fiducia in me stessa, la stima. Quanto ha perso? Ho perso tantissimo tempo, ho perso qualsiasi sogno, qualsiasi desiderio, ho perso la libertà, la dignità e non so quantificare la spesa di denaro perché ho giocato molto a lungo e sempre fuori controllo, al di sopra delle mie possibilità. Un'altra storia di vita vissuta sono con Martino, nome di fantasia, ma senta, dietro queste spalle possenti c'è un uomo che è stato anche un uomo debole. Certo, sicuramente sono stato un uomo debole. Per tutta la vita sono stato un uomo debole, perché ho capito di essere un malato emozionale e per tutta la vita ho sfuggito alle mie responsabilità nascondendomi nel gioco. C'è tanta voglia di Natale nella nostra regione, in tutta la regione, dalla montagna fino al mare. Ritorna anche per le prossime festività il ricco calendario di eventi di Presepe FVG organizzato dal Comitato regionale dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia. Sono oltre 160 i siti presepiali del Friuli Venezia Giulia in 90 località diverse che saranno toccati dal Giro Presepi, giunto alla 19ª edizione, evento cardine di Presepe FVG, la tradizione che prende forma. Il calendario di eventi è stato presentato in regione dal Comitato regionale dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia e dalla Fondazione Friuli. La rassegna è già partita, il contenitore con diverse iniziative che stiamo portando avanti già da diversi anni, in primis l'iniziativa con le scuole primarie e dell'infanzia. Abbiamo coinvolto quest'anno un gruppo di insegnanti per studiare insieme un nuovo regolamento. Abbiamo individuato anche un tema da portare ai bambini, un Natale di pace. Credo che questo sia un messaggio molto forte, soprattutto in questo periodo. Abbiamo avuto dei numeri straordinari, 73 scuole fra infanzia e primari che hanno aderito a questa iniziativa. E poi il Giro Presepi. Noi ne abbiamo censiti 167 per oltre 2000 natività. Abbiamo fatto una collaborazione con Promoturismo per promuovere 20 siti, la magia del Natale, che sono promossi anche all'estero, quelli che possono essere raggiunti dai gruppi. Penso per esempio a Pofabbro, penso al presepe delle Orsoline di Cividale, penso al presepe di Sabbia di Lignano, al presepe di Mosaico di Spilimbergo, oppure quella bellissima località di Grado dove in ogni angolo ci sono dei presepi. Partiranno invece l'8 dicembre a Grado con l'accensione dell'albero gli eventi di Nadal de Oro. Il programma coinvolge anche le vicine comunità di Aquileia e Terzo di Aquileia. Sono una cinquantina gli eventi che animeranno il Nadal de Oro a Grado. Ricco il programma, che parte l'8 dicembre con accensione dell'albero alle 17 in campo Patriarca Elia. Venerdì 23 il concerto della banda civica all'Auditorium Marin. Sabato 24 il Babbo Natale in Batela. Il clou è l'attesa festa di Capodanno in piazza nella notte di San Silvestro, con spettacolo pirotecnico in Porto Mandracchio poco dopo la mezzanotte. Durante tutto il periodo fino all'8 gennaio, inoltre, i parcheggi blu a Grado saranno gratuiti. Il nostro intento era incominciare con i bambini e le famiglie per arrivare ai più giovani con concerti, con cose, quindi cercare di accontentare un po' tutti. Le frazioni sono importantissime, sono delle favolose comunità ed è importante fargli capire
che anche per loro è Natale. Coinvolti nelle iniziative anche i comuni di Aquileia e Terzo d'Aquileia con un diversificato tour dei presepi. Abbiamo dei presepi interessanti, il presepio di San Martino che è gestito appunto dagli amici del presepio, un presepio all'anfora. Sì, abbiamo piccole cose che però quando un turista ha finito di fare il giro di Grado si fermi pure a Terzo d'Aquileia. Sarà inaugurata il 17 dicembre a Gemona la mostra Il cinema di Pasolini visto dai manifesti. Sarà l'evento conclusivo di un anno di celebrazione ed eventi in tutto il mondo. La mostra Il cinema di Pasolini visto dai manifesti, in programma nel Castello di Gemona a partire dal 17 dicembre, è stata organizzata dal Comune e dalla Cineteca del Friuli per raccontare l'opera dello scrittore e regista casarsese attraverso le sue locandine. Questo evento è l'occasione per mostrare una collezione davvero unica di proprietà della Cineteca del Friuli che di fatto custodisce tesori incredibili ma difficilmente li mette in esposizione. Quindi questa sinergia fra Comune e Cineteca spera anche di essere un primo di una lunga serie di eventi dove si potranno appunto ammirare questi cimeli che la Cineteca conserva. È un modo particolare di ricordare Pasolini, ma anche in linea un po' con le iniziative nazionali. Mi sembra una bella conclusione dell'anno pasoliniano che ci ha visto decisamente protagonisti, d'altra parte era dovuto da parte nostra, oltre che sentito e meritato, e lo fa utilizzando anche l'arte di una persona che conosce benissimo Casarsa, conosce benissimo Sacile e tutti i luoghi nei quali Pasolini ha vissuto e creato. Prima di chiudere un aggiornamento riguardo al maltempo, dopo le forti piogge del pomeriggio, in via precauzionale per evitare che le auto rimangano bloccate a seguito dell'ingrossamento del corso d'acqua, i volontari della Protezione Civile di Pre-Mariacco hanno transennato la strada di accesso al guado sul torrente Malina tra Cerneglons di Remanzacco e il territorio comunale di Pre-Mariacco. E poi, su segnalazione dei Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone, è stata attivata la squadra comunale di Protezione Civile a Tramonti di Sotto dopo il distacco di una frana in località Campone. Questo è successo nel tratto della viabilità compreso tra il lago di Redona e il paese di Campone lungo la ex provinciale 57. Noi ci fermiamo qui, tra pochissimo l'informazione sportiva e poi le previsioni del tempo a cura del nostro Antonino Renna. Grazie per averci seguito fin qui e buon proseguimento di serata in compagnia di Telefriuli. Arrivederci.